A breve prenderà avvio la quinta edizione di Kids University, le prime 4 sono state un successo che è andato al di là delle nostre aspettative, quindi molto apprezzato dalle famiglie e dai bambini. Questa edizione si amplia e si rafforza in termini di collaborazioni. Abbiamo, come di consueto, lo scopo principale l'allestimento di laboratori per i bambini e le bambine. Abbiamo anche dei laboratori riservati alle loro famiglie ed è una grande occasione anche per alcune di loro di entrare negli spazi universitari e nei laboratori perché magari non hanno avuto questa occasione nel loro percorso formativo. Abbiamo anche laboratori riservati agli insegnanti perché anche questo è molto importante. I temi sono i più disparati, vanno dalle scienze dure, alle scienze mediche, all'informatica, alle scienze sociali, a quelle umanistiche. A me piace ricordare 2 o 3 iniziative che a mio giudizio sono anche di grande valenza in termini di educazione civica, perché noi avremo un laboratorio dedicato alla Costituzione italiana e che cosa voglia dire vivere in un paese democratico. Un altro laboratorio in cui si tratta quanto vale il denaro. E abbiamo anche altri aspetti che sono molto più forse gioiosi e divertenti, quali laboratori di cucina o laboratori teatrali di arti visive, quindi è un'ampia gamma. Per quel che riguarda gli insegnanti e i docenti, una iniziativa a mio giudizio di grande rilevanza con un titolo che pone una domanda: social media possono essere utili ai fini dell'istruzione e dell'apprendimento. Il Comune di Verona partecipa e collabora con grandissimo piacere all'iniziativa di Kids University, promossa dall'Università di Verona, che è partner dell'amministrazione sempre più frequentemente proprio a fianco in attività di ricerca, di didattica, ma anche, come in questo caso, su iniziative relative alla terza missione. Una collaborazione stretta oggi per Kids University con i musei degli affreschi, Museo di Storia Naturale, la Biblioteca Civica con il Centro Audiovisivi. Sono luoghi che ospiteranno iniziative che fanno parte del ricchissimo programma, perché va detto davvero straordinario anche quest'anno. Scorrerlo ci fa capire come l'attenzione per i più piccoli e per le loro famiglie non possa certamente che seminare bene, pensando di crescere adulti e una generazione di persone formate nel modo adeguato per affrontare le sfide che un mondo in continua evoluzione e un'evoluzione sempre più veloce riserverà loro. Ecco, per cui davvero grazie all'università e un plauso per un'iniziativa come questa. È molto importante il fatto che l'università, secondo me, si avvicini ai piccoli, alle famiglie, al territorio e, come diceva il rettore dell'università, non risulti più quella torre d'avorio isolata, ma si avvicini e senta anche le esigenze sia di questa parte della società e anche le esigenze del tempo, perché è molto importante anche che la cultura, come dicevo prima, non rimanga solo patrimonio culturale o dominio culturale di pochi o degli adulti. È anche molto importante che, insomma, sia patrimonio dei piccoli, e i piccoli attraverso Kids University possono avere uno sbocco, possono avere un laboratorio, un'attività didattica che per loro è molto importante e significa conoscenza. Ovviamente il piacere della conoscenza risulta anche, insomma, da questi piccoli laboratori, da queste attività che risultano poi molto importanti per la formazione del singolo individuo. Siamo alla quinta edizione, ancora un grande team, tutto quello dell'università e quello di Pleiadi, uniti su una grande missione, quindi non solo la terza missione, ma in generale la missione di dare al territorio un'opportunità in più, quale? Quella di conoscere sì l'università, ma soprattutto i suoi contenuti e, lo abbiamo appena detto, anche i suoi metodi di lavoro, i metodi di pensiero, i metodi con cui si distingue un'informazione e una notizia in un determinato modo. E quindi ecco, laboratori, attività non solo per il mondo scuola, anche se rimane uno dei punti centrali, ma anche verso le famiglie e in generale un coinvolgimento del territorio. Molti gli istituti privati o pubblici che decidono di collaborare per averlo come strumento di divulgazione, per raccontare un po' quello che succede al proprio interno. Quindi diciamo che siamo riusciti a creare una rete, un sistema, come è giusto che sia quando ci si occupa di educazione.